Buonasera a tutti, questa sera parliamo di un nuovo progetto. A San Donà nasce Sportello Donna, un servizio di consulenza di tipo psicologico, legale, finanziario rivolto solamente alle donne. E ne parliamo con Maria Grazia Dalla Mora, presidente Confartigianato Imprese, provincia di Venezia e mandamento San Donà di Piave. Buonasera. Buonasera. Allora, ci racconti un po' da che tipo di esigenze viene incontro questo progetto nuovo? Questo progetto innanzitutto è rivolto, come si capisce dal titolo, alle donne impresa, non solo donne impresa, anche donne comuni, diciamo che poi una donna non è mai comune, perché comunque una donna, anche la casalinga, senza partita IVA, è comunque un'imprenditrice e di conseguenza l'abbiamo allargato un po' a quelle che sono tutte le donne. Nasce poi da un racconto, questa idea, questo progetto che poi è diventato progetto, racconto di una ragazza che era qui da noi da un po' di tempo, lavorava, mi raccontava, da una signora, una ragazza extracomunitaria, ma comunque non fa differenza, no? Può capitare a tutti, non dovrebbe capitare, ma purtroppo capita. E mi raccontava che per un anno circa aveva lavorato da questa signora si era occupata lei di documenti e quant'altro perché lei non sapeva la lingua. Quando è stato il momento che lei ha cominciato a capire come funzionavano le cose, ha cominciato a chiedere i documenti, questa sua titolare, donna fra l'altro, ha cominciato a essere restia. Oltretutto le faceva anche pagare i contributi ogni 3 mesi, glieli faceva versare dal suo stipendio. Quando è ritornata da una vacanza che le spettava, si è ritrovata licenziata in tronco. Si è rivolta a un ente, diciamo, di quelli preposti, l'ente non le ha dato una mano, è andata da un sindacato e questo sindacato sarà che era extracomunitario, non so perché, non voglio dire niente, però ha fatto in modo che non riuscisse a rimanere dentro i termini per recuperare la sua liquidazione eventuale che le spettava. E lì, insomma, questa è stata, cioè per me, una grossa ingiustizia, è stata una cosa fra tante ingiustizie e l'ho trovata esagerata, perché questa ragazza mi sono immaginata nei suoi panni, no? Vai in un posto, non conosci la lingua, non conosci la gente, non hai amici, non hai nessuno e ti ritrovi ad avere un affitto da pagare, sei senza lavoro, non sai a chi chiedere aiuto, sinceramente mi ha veramente colpito. E lì è nata questa cosa, mi sono messa a buttare giù 2 righe. Quindi da lì diciamo appunto uno sportello proprio di consulenza, allora anche lavorativa, no? Per esempio una donna che magari è casalinga, che vuole buttarsi nel lavoro, vuole magari provare a fare impresa, può rivolgersi a questo sportello? Assolutamente, perché poi diciamo ci avvaleremo di un'equipe di professionisti che sarà il legale, sarà la psicologa, perché di questi tempi sappiamo tutti che ci sono, no, suicidi in massa. E daranno la loro consulenza, avremo diciamo una consulenza assicurativa, ci saranno varie persone preposte a dare una mano e quindi basterà rivolgersi alla Confartigianato, che è un'associazione, e cercheremo di fare del nostro meglio con questo piccolo progetto. È rivolto a tutte le donne? È rivolto, sì, parte come sportello donna impresa, ma è rivolto comunque a tutte le donne. Ecco, che tipo di obiettivi ma anche di risultati vi aspettate di raggiungere? L'obiettivo primario è riuscire a dare un'opportunità. Un'opportunità è un punto di riferimento, quello che noi vogliamo dare, dove venendo lì trovano un po' tutte le risposte alle loro richieste, cosa che magari adesso qua in zona credo non ci sia niente di simile. Quindi venendo allo sportello donna di Confartigianato San Donà, telefonando troveranno delle persone, diciamo previo appuntamento naturalmente, che daranno loro delle risposte per poter affrontare tutti i giorni. Ecco, infatti questa è una curiosità importante, se non sbaglio voi siete i primi a... Sì, non ho fatto un accertamento sicuro, però credo che siamo i primi in assoluto come mandamento di San Donà ad aver creato questo sportello donna e speriamo, insomma, siccome non partirà subito, noi lo presenteremo giovedì come, diciamo così, alla cittadinanza come opportunità donna e poi nel giro di un mese così circa sarà attivo. Ecco, quindi per qualsiasi informazione a tutte le donne che ci stanno seguendo possono rivolgersi alla Confartigianato di San Donà di Piave. Grazie Maria Grazia Dalla Mora per essere stata con noi e noi vi auguriamo una buona serata.